si fa incontro Giorico, che va a prendere molti palloni, catalizzatore sicuramente del gioco in casa Treviso. Ora torna in possesso di palla con un buon intervento di Maracchi. Maracchi prova a sfondare, c'è Cernuto sulla destra, Cernuto punta l'avversario, poi anzi è Gallon per la precisione. Buona la giocata per Malacarne in area di rigore, attenzione a Giorico che opta per la soluzione traversone. Ferretti, il pareggio del Treviso, azione molto ben congegnata e Ferretti ha un modo sicuramente originale di festeggiare il gol. È stato bravissimo Giorico, sembrava aver sbagliato la scelta di non andare direttamente alla conclusione, invece ha preferito girarsi su se stesso, ha messo al centro un pallone invitante e Ferretti, grazie alla sua grande capacità nel colpo di testa e anche a questa stazza che lo aiuta nel realizzarlo, è riuscito ad anticipare l'avversario diretto, esattamente Gambaretti, e ha schiacciato a terra portando in parità la sua squadra. Che gol che ha segnato il Treviso. Qui siamo costretti a pulire la telecamera perché aveva lasciato il segno Ferretti con un bacio sulla telecamera. Qui rivediamo il grande lavoro di Giorico, stupenda davvero l'azione del Treviso che ha portato al gol del pareggio. Soprattutto un Giorico che quando riesce a essere vicino all'area di rigore, con la sua qualità tecnica e con la sua rapidità nello stretto, diventa un giocatore importante, e invece troppe volte della Pro Patria. C'è ancora molto tempo in questa sfida. Chiaro che il pareggio potrebbe servire più al Treviso. C'è un tocco, calcio di rigore e ammonizione, un tocco con la mano. Eh sì, la difesa della Pro Patria, è stato Bruccini per l'esattezza, non ci sono proteste, in effetti ci è sembrato piuttosto evidente, Kate. Siamo anche un po' basiti perché francamente è inspiegabile la scelta di Bruccini, rivediamo dalle immagini. Eh sì, netto l'intervento, netto, non un, ci un, sono... un intervento che non è neanche commentabile, perché chiaramente sui campi di calcio a questo livello non si può fare un'ingenuità di questo tipo, commettere un'ingenuità di questo tipo. Di fatto ora il Treviso ha una chance importantissima, sempre sui piedi del suo attaccante, vale a dire Ferretti, che dopo aver portato il match in parità ora può siglare la doppietta personale. Calcio di rigore sotto l'incrocio, Treviso avanti 2-1 in 4 minuti, la squadra ospite ha ribaltato il risultato. Ma è chiaro che la situazione a questo punto per la Pro Patria si complica moltissimo, ma c'è da dire che questo rigore è assolutamente regalato da Bruccini, perché è vero che lui aveva sbagliato la scelta del tempo di intervento, però questo non significava che per forza poi l'avversario avrebbe potuto andare all'impatto e quindi eventualmente segnare, per cui non si capisce il perché abbia voluto alzare questo braccio e quindi commettere